Colline del Prosecco Patrimonio dell'Umanità. Domani in Bahrein si aprirà la sessione del Comitato del Patrimonio UNESCO che valuterà la candidatura presentata per il territorio d'origine del Conegliano Valdobbiadene. Andiamo in Bahrein a confrontarci fino in fondo, nonostante un primo parere non completamente positivo, cosa che peraltro nella storia è accaduta in moltissimi casi prima dell'ottenimento dell'iscrizione al registro del patrimonio dell'umanità, fa sapere il presidente del Veneto Zaia a capo della delegazione che raggiungerà il Golfo Persico. Ma proprio rispetto alle criticità sollevate dall'ICOMOS, il Consiglio internazionale dei monumenti e dei siti, sono state presentate precise e fondate osservazioni, aggiunge il governatore. C'è ottimismo sul fatto che la candidatura delle colline trevigiane venga dunque presa in considerazione con serietà e obiettività. Un progetto su cui si lavora da oltre 2 anni, ufficializzato da Regione e Comuni nel settembre 2016. Un progetto che pochi mesi dopo al Vinitaly di Verona il governatore, con alle spalle una suggestiva immagine del territorio da promuovere, raccontava così. Questi 15 comuni del territorio del Prosecco che fanno da apripista per avere questo territorio dei vini, nel grande Veneto dei vini, patrimonio dell'umanità. Questo è quello che vogliamo fare in un Veneto che è il primo produttore nazionale di vini con 10 milioni di ettolitri e il quarto esportatore mondiale con 2 miliardi di esportazioni. Riconoscimento UNESCO che è dunque nelle mani del comitato che si riunisce una volta l'anno ed è composto dai rappresentanti di 21 Stati membri, tra i quali non c'è attualmente l'Italia. Marca e Veneto beneficerebbero sotto molti aspetti dell'inserimento delle colline del Prosecco nella lista dei siti patrimonio dell'umanità, come ricorda il neo sottosegretario alle politiche agricole il trevigiano Franco Manzato. È una speranza fortissima perché significa dare un segnale importante non solamente sulla qualità del prodotto ma anche sulla bellezza di quelle colline che stanno diventando un elemento anche turistico di attrazione molto forte che coniuga sia l'enogastronomia con la bellezza appunto delle colline e della cultura, perché anche la parte artistica e culturale di quel territorio è molto importante.